è prevalso il senso di equilibrio, il senso europeo, e all'Italia, proprio perché più duramente colpita durante il tempo acuto del coronavirus, sono stati affidati miliardi importanti che, se spesi bene, come contiamo di spenderli bene, aiuteranno il Paese a riprendere in un tempo difficile. Un'intesa fatta di limature tra miliardi a fondo perduto e prestiti da rimborsare, una vittoria italiana del governo per il sottosegretario Variati che lanciano a fondo gli oppositori. I sovranisti urlano, dividono e non portano a casa niente. Ben venga il Recovery Fund, senza il nostro paese rischiava il collasso. Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco non canta vittoria. Credo che sia un atto dovuto da parte di un'Europa che è sempre più lontana dai cittadini. Noi sindaci ci sentiamo abbandonati. Il sottosegretario poi conferma nella ripartizione il Veneto deve stare tranquillo. Il governo non farà l'errore di fare dell'assistenzialismo. Questi quattrini servono alla ripresa, servono allo sviluppo e ovviamente il Veneto è in prima fila in questo sviluppo. Ma come San Tommaso il sindaco Rucco vorrebbe toccare con mano l'arrivo di fondi di cui i comuni hanno bisogno per dare una boccata d'ossigeno a categorie economiche e cittadini. Prima di cantare vittoria sarei prudente nel capire cosa comporterà gli effetti pratici e soprattutto come verranno utilizzate queste risorse poi sul territorio nazionale e per quanto riguarda anche Vicenza sul territorio locale.